Cagliari sfata il tabù Chievo, non vinceva in campionato da 12 edizioni del torneo, mai vinto quindi contro la squadra chivense nel campo di Verona, almeno per quanto riguarda il campionato. Lo fa con 3 gol di scarto in un primo tempo in cui alla fine ha fatto la differenza e soprattutto dove ha messo in mostra quello che è stato l'elemento determinante della vittoria, la qualità, oltre che il portiere, perché poi vedremo anche quante parate ha fatto il nostro Cragno, veramente una garanzia, un nudo per la squadra cagliaritana. Nei contenuti della partita invece la gara appare quasi equilibrata, si va a vedere quelli che sono i dati statistici, con possesso palla che praticamente è stato quasi diviso, 24 minuti per il Chievo, 22 per il Cagliari, 52% contro 48%, con possesso palla però soprattutto nella metà campo avversaria da parte del Chievo, anche se il Cagliari poi è stato più efficace, come abbiamo detto. Il dato è a favore della squadra di casa che ha arraffato, ha tentato di fare ma senza riuscire ad avere tanto costruito. Lo dicono anche i numeri, le statistiche. Tiri in porta per quanto riguarda il Chievo 10, il Cagliari 9, tiri in porta nello specchio, in questo caso nello specchio della porta, 8 per quanto riguarda il Chievo e 3 per il Cagliari. Ancora tiri in porta sulla zona palla inattiva, 1 per il Chievo. Tiri in porta da area di rigore, 6 per il Chievo e 3 per il Cagliari. I tiri da fuori invece superiori al Cagliari, 6-2. Ancora andiamo a vedere le parate, 7-0 le parate del Cagliari contro quelle del Chievo, qui la differenza sostanziale secondo me della partita, perché abbiamo avuto veramente uno strepitoso Cragno per l'ennesima volta. Occasione a gol infatti 7-6 per il Cagliari, quindi solamente una in più, e chiaramente poi sono gli assist che vanno per quelli che hanno segnato, solamente per il Cagliari. Andiamo a vedere anche i passaggi riusciti, 360-357 per il Chievo, 78% contro 73%, quindi maggiore precisione anche da parte del Chievo. Passaggi lunghi più per il Cagliari, che si è affidato al lancio lungo soprattutto nel secondo tempo, 41-33, passaggi medi 140 del Chievo contro 96 del Cagliari, passaggi corti più del Cagliari, 220 contro 187, azioni manovrate 19-16 per il Cagliari, ripartenze 24-15 per il Chievo, numeri che ci dicono di un grandissimo equilibrio se andiamo ad analizzare da questo punto di vista, ed è per questo che dobbiamo addebitare o accreditare la vittoria alla qualità anche nelle performance di squadra. A livello chilometrico la distanza percorsa da parte del Chievo è di appena 500 metri rispetto a quella del Cagliari, con una velocità media che è superiore a quella del Cagliari. Anche questo ce la dice lunga sul fatto che con i contenuti atletici, tattici, se vogliamo anche con lo sviluppo del gioco che è stato prodotto, ci sono dei dati equilibrati che poi vengono scompensati dalla qualità. Insomma, la differenza l'ha fatta il pittore, che ha messo in campo i giocatori con maggiore arguzia, con maggiori rifiniture, e Maran infatti prende 7, il voto che merita il tecnico stavolta è questo, perché ha saputo sfruttare appieno i giocatori a disposizione. Andiamo a vedere invece i singoli, e qui non possiamo non notare immediatamente il rendimento di Alessio Cragno, 7 parate, 7,5 il voto, il muro del Cagliari dove non passa nessuno. Cacciatore ha fatto bene il palo nel settore di destra, ha coperto bene la squadra, ha saputo spingere, ha prodotto un assist, voto per Cacciatore che ha rilevato praticamente la fascia destra ed è ora su a 7 il palo, appunto la definizione. Pisacane è andato addirittura in gol, il giocatore centrale che continua a essere la certezza del Cagliari, Fabio Pisacane, voto 7. Cepitelli invece qualche sbavatura se l'è concessa, per questo il voto è 6,5, ma il ministro della difesa gioca sempre bene, 4 recuperi di palla, 2 soli palloni persi, 49 palle giocate, insomma Cepitelli c'è sempre. Pellegrini, altro giocatore che ha fornito un assist, una grandissima partita, bene 64 palloni giocati, 43 andati a buon fine. Ha perso qualche pallone di troppo, forse per l'esuberanza, che però è una qualità, e infatti la citiamo come qualità, in questo caso associato al voto 7. Dionisa pure 7 il voto per il giocatore moldavo, che ha realizzato un gol e che ha dato frequenza alla sua azione come sempre, 46 palloni giocati, 27 andate a buon fine, anche 2 palloni persi, ma il gol insomma
permette di riportarlo a 7. 6 invece per Cigarini, che ha fatto tutto molto bene, ma con la solita costanza. Il metronomo non ha brillato particolarmente, ma ha dato costanza alla sua azione con ben 77 palloni giocati, anche se pochi quelli andati a buon fine, 47, quindi un margine d'errore abbastanza ampio. 2 recuperi palla, 3 palloni persi, anche una munizione per Cigarini. 6 il voto per lui. 6 anche per Faragò, che ha giocato 46 palloni, 34 andati a buon fine, 2 palloni persi non recuperato. Per Paolo Pancrazio Faragò il termine che abbiamo portato fuori perché dà sempre fastidio alle squadre avversarie è il tignoso. 6 per Faragò. Barella è l'uomo partita, ancora una volta è la luce del Cagliari, grandissime giocate in individualità ma anche verso i compagni, l'assist per João Pedro per il gol del raddoppio, insomma tutto fatto molto bene da parte di Niccolò Barella. 8 il voto, la luce, il termine che abbiamo adottato. João Pedro sta diventando sempre più un attaccante vero, ha avuto pochissimi palloni ma quelli che ha avuto li ha monopolizzati, uno dei quali appunto quello che ha portato sul punteggio del 2-0. 7 il voto per João Pedro, il cecchino. 5,5 invece per Terò, che continua ad essere l'oggetto misterioso del Cagliari, non si è praticamente visto, ha giocato 27 palloni, 13 soli andati a buon fine, ha perso 4 palloni. 5,5 purtroppo negativo il voto per Terò, il fantasma. Mentre salutiamo il ritorno di Alberto Cerri con un voto di incoraggiamento 6, perché si è messo subito a disposizione, ha avuto anche un'occasione a gol. 9 palloni giocati, 1 solamente andato a buon fine, 2 palloni persi, anche un recupero. 6 per Cerri, dopo tanto astinenza, insomma speriamo che anche lui possa ritrovare la strada giusta in questo Cagliari molto più sereno. Riassumiamo quindi: Maran 7 il pittore, Cragno 7,5 il muro, Cacciatore 7 il palo, Pisacane 7 la certezza, Cepitelli 6,5 il ministro, Pellegrini 7 l'esuberanza, Ionissa 7 la frequenza, Cigarini 6 il metronomo, Faragò 6 il tignoso, Barella 8 la luce, João Pedro 7 il cecchino, Terò 5,5 il fantasma, Cerri 6 il ritorno, Birsa ed Eiola senza voto.